Per fare i papassini occorrono 350 g di farina, 120 g di zucchero, 2 uova, 25 g di latte, 70 g di strutto, un limone grattugiato, un cucchiaio di sciroppo d'arancia o in alternativa un'arancia grattugiata, 10 g di ammoniaca, un pizzichino di sale, 130 g di noci sgusciate, 130 g di uva passa. Infine, per la copertura, che in gallurese si chiama cappa, occorrono un albume di circa 35 g, 250 g di zucchero semolato, mezzo bicchiere d'acqua e i diavolini per decorare, diavolini che in capitano si chiamano dragera. Sciogliamo lo strutto nel latte, una volta che è sciolto lo lasciamo raffreddare. Quindi incominciamo a impastare la farina con lo zucchero, aggiungiamo il limone grattugiato, il sale, lo sciroppo d'arancia e le uova. Pastiamo ancora. Riaccendo lo strutto e verso l'ammoniaca e rimesto sino a quando la stessa non fa le bolle. A questo punto l'aggiungo all'impasto e continuo a impastare sino a quando non viene assorbita dalla farina e dagli ingredienti restanti. Quindi trasferisco l'impasto sulla spianatoia e continuo a lavorarlo per una decina di minuti. Stendo l'impasto e aggiungo prima le noci, chiudo un po' l'involucro spiano di nuovo e aggiungo l'uva passa. E via di nuovo a impastare sino a quando non otterrò un composto omogeneo. Dopodiché metto l'impasto in una ciotola per lasciar riposare una quindicina di minuti.
Dopo un quarto d'ora riprendo l'impasto, lo arrotolo e ne taglio un pezzetto per spianarlo. Prima lo arrotolo, poi lo premo con entrambe le mani sino ad ottenere una larghezza di 5-6 cm e poi lo taglio a rombi. Sistemo i rombi nella teglia, quindi in forno. La temperatura dovrebbe essere di 160-180 gradi e tengo la teglia dentro il forno per una quindicina di minuti, 15-20 minuti circa. Come ultimo elemento pensiamo alla cappa. Sciogliamo lo zucchero nell'acqua su una fiamma e rimestiamo fino a che lo sciroppo non si addensi. Noi facciamo la prova della goccia. Quando la goccia rimane bombata, lo sciroppo è pronto. Frulliamo l'albume leggermente sino a che diventa bianco. Non c'è bisogno che sia montato a neve. Quindi versiamo un po' alla volta lo sciroppo di zucchero e continuiamo a frullare fino a che tutto lo sciroppo non sia sceso nella tazza. E continuiamo a frullare. Facciamo la prova. Se non cola dal cucchiaino, significa che la cappa è pronta. Qualora dovesse essere troppo liquido, si può aggiungere un po' di zucchero a velo. Ora Irene sistema la cappa sui papassini e immediatamente sistema i diavolini affinché possano aderire bene alla cappa. Una volta che questi dolci vengono guarniti, ricordatevi di lasciar asciugare per 2-3 ore e talvolta può capitare che si lasciano asciugare anche per 8-10 ore. Una volta che è pronta la cappa, lo utilizziamo per incappare tutti i dolcetti che facciamo, compreso sul mendulado. I nostri papassini sono friabili, quindi facciamo la prova e vediamo se rispondono a quello che avevamo pensato di realizzare. Grazie Irene per la collaborazione. Grazie Paolo per lo splendido lavoro. Ringraziamo tutti voi che ci seguite e vi diamo appuntamento al prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao!